Cosa oggi, con che stato d'animo oggi ci saremmo qui trovati? L'umore è pessimo, gli animi caldi e le parole volano grosse all'assemblea convocata d'urgenza dei dipendenti della RSU del Comune di Venezia. La bocciatura al Senato del decreto Salva Venezia lascia attoniti i dipendenti di Cafarsetti, i primi che rischiano di pagare lo sforamento del patto di stabilità dell'amministrazione Orsoni e il mancato arrivo dei 40 milioni di euro del decreto. L'accusa in primis è verso le amministrazioni politici e tecnici. Hanno sbagliato l'obiettivo e ci hanno fatto uscire il patto di stabilità e noi sicuramente i dipendenti che si vedono loro multati e sanzionati da questa situazione vuol dire che sono anche loro forse distanti. Una rabbia che rivede i lavoratori scendere in piazza, non vogliono essere loro e la città a dover pagare. Lunedì qui da noi faremo un'assemblea al pomeriggio in cui è un corteo e andremo poi da San Leonardo, andremo poi al municipio a portare il disagio dei lavoratori. L'appello a Consiglio e Giunta a capire e appoggiare le loro azioni e poi mercoledì a Roma per chiedere un incontro a Palazzo Chigi, Camera e Senato. Tutto da capire poi l'idea di far rientrare il decreto attraverso un disegno di legge ad hoc. Capire se sarà in sede redigente o se sarà un disegno di legge normale con magari una corsia preferenziale, quindi capire anche i tempi perché poi gli effetti si stanno già producendo sia sui denari delle persone, ma soprattutto la grande preoccupazione sono sui servizi. Una protesta ad oltranza, in fase organizzativa un corteo di barche per giovedì grasso in Canal Grande e poi ultima carta allo sciopero. Gli effetti, dicono, della mancata approvazione del decreto Salva Venezia sono non solo per i dipendenti ma devastanti per l'intera città. Tutti i precari che stanno lavorando al Comune Venezia, che hanno una scadenza in contratto dal 1° gennaio fino a quando non passerà questa cosa, resteranno a casa. E il primo effetto più devastante è sulle scuole, dove comincia già a sentirsi la mancanza delle supplenti, e a settembre diventa devastante perché mancheranno le supplenti per coprire i posti di incarico, mancheranno le supplenti per poter dare il famoso sostegno all'handicap. Davanti a Cafarsetti a manifestare ci sarà anche il Movimento 5 Stelle che chiede peraltro le dimissioni del sindaco e della giunta. Abbiamo organizzato un sit-in qua davanti a Cafarsetti, non andremo neanche su a vedere queste facce, queste mummie. Resteremo qui con pentole, fischietti, nacchere e quant'altro per manifestare il nostro dissenso.